Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio. Siamo qui per interrogare le sibille, per passare una mezz'ora abbondante insieme. Fa caldo anche da voi? Però l'ho aspettato tanto, io amo questo periodo dell'anno. Allora, prima di cominciare e mentre attendo gli amici che si collegano questa sera a questa diretta, vi ricordo gli appuntamenti e vi ricordo soprattutto, ciao Tiziana, cioè vi avviso più che vi ricordo, sapete che domani ci troviamo sul canale YouTube del Marietto Veneziano, normalmente alle 16 e le 16 resterà in futuro, ma per domani sarà alle 15 eccezionalmente, dunque mi dispiace per chi magari ama fare la pennichella domani, se vorrà vederci deve venire alle 15, dunque, ma solo eccezionalmente per domani alle 15 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi perché così potrete commentare in diretta e porre la vostra domanda. Dunque, bene, vedo che ci sono già degli amici che provvedo subito a salutare. Passiamo subito ai saluti. Ciao Tiziana, ciao AA, vabbè Alessandra, ciao Cira, ciao Katia, ciao Chiara, ciao Kiwi, ciao Rosa e ciao Angelica. Al momento avete scritto voi, bene. Vi ricordo, mi raccomando, che dovete porre una domanda chiara, niente niente doppia domanda, nel senso andrà così o cos'ha? Devo scegliere questo o quest'altro? Queste sono domande che non sono, come dire, ben formulate, perché la chiave di lettura è nella domanda, dunque in base alla domanda si può interpretare in modo corretto la risposta delle sibille, dunque mi raccomando. E poi un'altra cosa molto importante, devo raccogliere le scie vibratorie giuste, dunque ho bisogno del vostro nome e della vostra data. Se la domanda riguarda anche un'altra persona, avrò bisogno anche della data e del nome di questa persona. Bene, detto questo, direi che possiamo cominciare, tanto poi domani, ricordo alle 15, domani darò gli appuntamenti poi per la settimana che verrà, dunque non perdo tempo, così riesco a rispondere forse a più domande questa sera, vediamo. Cominciamo dalla prima domanda, che è la domanda di Alessandra. Alessandra e Lino. Lino mi pensa ancora dopo tanto tempo, dunque Alessandra è 27 gennaio 97 e lui 11 marzo 96. Vediamo se Lino ha ancora il pensiero per Alessandra. Ecco qua. Ogni tanto sembrerebbe proprio di sì, vediamo riesco a farle così per mostrarle a voi. Allora, le ho messe un po' male, vediamo se riuscite a vederle. Ok, prendo il mio puntatore che è la mia penna, mi sento male se non ve le indico. Allora, fedeltà, fortuna, mercante, vecchia signora, gran signore. Beh, certamente nel passato recente ti deve aver dedicato altro che un pensiero. Comunque direi che in linea di massima tutte le carte mi dicono proprio che il pensiero sì ce l'ha, solo che e ha anche dei rimpianti, solo che un po' si è talmente raffreddata la situazione che non saprebbe nemmeno come comunicare con te, nonostante in qualche circostanza si mette in attesa. Credo che probabilmente gli farebbe anche piacere risentirti, però sai,
mhmm, credo che comunque sia un pensiero positivo che ha comunque verso di te, ma, nel prossimo periodo, quando una cosa non andrà tanto bene per lui, immagino che ti penserà ancora di più. Però sai, non vorrei dire, perché la domanda è sempre, la chiave di lettura rispetto la stesa, e sono tutte, praticamente tutte carte positive, compreso un rimpianto che proprio in questi giorni, proprio adesso lui sta vivendo nei tuoi confronti. Però, ho quasi la sensazione che non escludo che si faccia risentire. Comunque ti pensa, sì. Allora, andiamo avanti. Vediamo la prossima domanda. Abbiamo. Katia. Allora, Andrea 7 dicembre 70 e Katia 28 febbraio, scusate, dovrò mettere gli occhiali, febbraio del 75, gli sviluppi. Beh, vediamo il prossimo periodo allora. Allora, Andrea e Katia, raccontatemi un po' come va per Andrea e Katia nel prossimo periodo. Beh, ci sono dei progetti qui. Mannaggia, non ho calcolato bene da dove partire. Ecco qua. Allora, vediamo un pochino questa stesa. Dalla regia mi stanno dicendo che hanno messo il link dappertutto, grazie Marietto, grazie mille. Allora, i nomi abbiamo detto Katia e Andrea, ma beh Katia, ho la sensazione, insomma, qua sembra proprio che si parli di un litigio, uhm, come se nasca un'incomprensione, una divergenza di opinioni, no, ehm, e insomma, il rapporto sembra quasi, uhm, ricevere un attimo uno scossone, e forse anche per qualche tempo un pochino di fermo, forse non so, tipo la classica, momento di pausa di riflessione, però, avrà un poi uno sviluppo di nuovo positivo, anche se, un pochino, con, come dire, non pieno, cioè ci sarà un ritorno, o comunque non è che, non voglio dire che c'è un'interruzione, per chissà quanto tempo. Ho la sensazione che comunque questo litigio fermi un pochino ehm, la vostra relazione, vi porterà a riflettere e a guardare le cose da un'altra prospettiva, forse ad avere anche un po' un senso di solitudine piuttosto accentuato. Però appunto ci sarà poi, come dire, l'opportunità di chiarirsi e di ritrovarsi, però con un pochino, come dire, di amaro in bocca, forse un pochino di preoccupazione o di amarezza per come sono andate un po' le cose. Ciononostante c'è la possibilità, poi vedi, con Messaggero, Vecchia Signora, Allegria, Mercante, comunque parla poi di un qualcosa di positivo, di un nuovo compromesso. Non so come mai, ma Lettere e Vecchia Signora sembra proprio che arrivi una comunicazione,
da una persona che fa già parte della vita, ma non so se riguarda te, Katia, o, o lui. Mm? Comunque, per quanto riguarda la linea del passato, non l'ho detto, sono passata direttamente al presente perché ho visto questa situazione imminente o che appena, non lo so, sembra che ci deve essere stato un qualcosa che ti è stato taciuto, una qualche comunicazione, una qualche conversazione e che questo ti abbia un pochettino, forse l'hai scoperto, oppure c'è stato un raffreddamento e insomma, vabbè, il resto l'ho detto. Allora, passiamo avanti, vediamo un po' la prossima domanda. Vorrei chiederti se gli manco. Angelica, 16 giugno 76 e Fiorenzo, 24 maggio 54. Va bene, lo vediamo subito, Angelica. Allora, vediamo se è uscita la vecchia signora. Vediamo se manchi a Fiorenzo. Allora, io penso che già qualche tempo fa, già nel passato ci sia stato un allontanamento e poi un riavvicinamento. Dunque non c'è stata un'unica interruzione diretta. Ehm, è come se una serie di progetti, di nuove iniziative abbiano conosciuto un freno, un rallentamento, comunque qualche ostacolo. Magari uno dei due non si è comportato proprio al meglio, ha, come dire, allontanato l'altro, però vi siete poi ritrovati, è stato una cosa molto positiva, però vedi, siete rimasti, come dire, c'è della contrarietà, forse c'è anche di mezzo il pettegolezzo di qualcuno, non so se voglia dire che sia stato un uomo a fare, a riportare delle cose, a creare qualche scompiglio, però guarda che la cosa va trasformandosi ad assumere una sfumatura nettamente migliore rispetto a quello che è preceduto, dunque c'è la possibilità che, vedi, con pensiero e fortuna, che si crei comunque inizialmente lui ti pensi, nel prossimo periodo, io sto già guardando perché la situazione questa era del presente, qua il pregresso, il presente. Dunque ti pensi con nostalgia, vedi? Questo capiterà proprio nel prossimo periodo. Credo che forse un ricontatto ci sarà anche. È possibile che tornerete a conversare con quella vicinanza, con quell'intimità che era vostra, però non è una cosa che durerà, cioè ci sarà di nuovo un qualcos'altro a interrompere. Ehm, Comunque vedi che queste carte di esito, vediamo se riesco, ecco. Sacerdote, morte, gelosia, belvedere. Dunque la situazione chiaramente si è raffreddata decisamente, cioè ehm, è come se un grande cambiamento, un grande logorio sia avvenuto comunque. Forse non so se c'entra la gelosia o qualcuno dei due, comunque ha creato grandi scompensi all'altro. Ad ogni modo non è, c'è questa carta qua è una carta che lascia uno spiraglio, una porta aperta. Però temo
che appunto un po' la decisione sia stata presa, nel senso che c'è sì nostalgia, però dall'altra parte ho la sensazione che lui, non si senta, adeguato perché, o si sente troppo grande o comunque ha un atteggiamento giudicante in certe situazioni. Temo che comunque non almeno per questa stesa e il periodo interessato dalla stesa non vedo oltre uno sviluppo. Allora, vediamo. Comunque la tua domanda era se gli manchi, sì, un po' gli manchi, però sicuramente penso proprio che cercherà di ricontattarti, che comunque ci sarà un'occasione in cui vi risentirete, però poi. Allora, Chiara, 9 settembre 75 e Fabio, 22 gennaio 71. Come andrà? Vediamo Chiara e Fabio. Sento i rumori della regia. Allora, la domanda, Chiara e Fabio, vediamo come andrà. Beh, il taglio è promettente. Devo comprare una scrivania più profonda o fare stese più corte. Allora, beh, si dice l'amore non è bello se non è litigarello. Qua c'è un filmone. Allora, cominciamo dal passato, che è già stato tutto un programma, perché probabilmente tra nemica, ladro, gran signore, fedeltà e vedovo, diciamo che vi siete conosciuti probabilmente mentre o eravate in altre relazioni o uno dei due si stava separando o comunque una situazione del genere. Ecco, è possibile che o uno o entrambi non foste liberi. Dunque, comunque si è dimostrata una cosa molto bella. mh? E lui fin dal passato recente, comunque dal passato, sembra proprio ehm, essersi messo a disposizione per te in un modo, diciamo, eh, appassionato, ma non lo slancio dell'amante che corteggia, proprio in un modo concreto, solido. Questa carta, diciamo però che parla delle grandi difficoltà che ci sono state nel passato recente. Ora, allegria, consolante o gran consolazione, come già questa carta, comunque sono una dietro l'altra, gran consolazione, sospiri, prigione. Dunque, diciamo che adesso sembra che possano, cioè intanto c'è un accordo abbastanza positivo e qualche progetto anche, qualche iniziativa che sembra si profili all'orizzonte, ma diciamo che non è che parta proprio decisa la cosa, è col freno a mano, ma parecchio col freno a mano. Dunque sì, bene, però poi siamo lì che aspettiamo, c'è questo senso di attesa, una cosa che non si concretizza mai, questo ma perché? Eppure nel prossimo periodo il dialogo sarà positivo, sarà favorevole, sembra che ci sia possibilità di trovare come superare determinati ostacoli, ma in realtà capiterà un imprevisto, un qualcosa che non avete calcolato o che non potevate neanche immaginare e che ovviamente porterà a dover lottare non poco per trovare dei compromessi. E purtroppo non vedo
cioè nel prossimo periodo non vedo tutto liscio, anzi alla fine di quello che è il periodo interrogato dalle sibille, c'è comunque un dispiacere, qualcosa che non andrà proprio tutto benissimo, vedo rallentamenti, ritardi, imprevisti, delle lotte, discussioni probabilmente. L'esito però, tutto sommato, va a salvare la situazione perché l'esito è positivo e comunque parla del superamento degli ostacoli e anche con un po' di fortuna le cose dovrebbero sistemarsi. Comunque, un periodino colorito, poi vedremo. Comunque è un esito favorevole. Andiamo avanti. Allora, dunque, la regia mi dice che ho saltato una domanda. Ma dove l'ho saltata? Perché dove l'hai scritta? Io non la vedo qua su. Parlo di Rosa. Io su StreamYard chiedo scusa, Rosa, ma non l'ho vista, dunque ti rispondo. Ah, ok. Dunque, dopo Rosa risponderò a Sara per quell'udienza lì. Allora, però Rosa, vediamo, vediamo di rispondere, leggo da quello che mi ha scritto. Veramente io il messaggio non lo vedo. Allora, va bene, comunque, vedo che la domanda me l'ha scritta il Marietto. Io veramente Rosa, guarda, nel mio elenco vedo solo wow, forse ce la faccio, e poi un simbolino che però StreamYard non mi traduce, e poi Hilde mi hai saltata. Ma io la tua domanda, Rosa, non la vedo. Però dice che l'hai mandata, almeno il Marietto me la scrive lì e rispondo a te. Allora, vediamo se Nicola se la passa bene con la nuova fidanzata, questo vuoi sapere? Il nome di lei ce l'abbiamo, Rosa? Mi puoi scrivere per favore nella diretta, Rosa? Sei stata troppo prima, nel senso che non è rimasto. Allora, ma devo guardare Rosa fra te e lui o lui e quell'altra? Perché se mi metti la tua data, a cosa mi serve? O guardo tra voi due, o guardo se la domanda è per lui e l'altra, o ho bisogno quantomeno del nome dell'altra. Fammi capire, per favore, Rosa. Patrizia, perfetto, ok. Allora, Patrizia e Nicola. Patrizia e Nicola, vediamo un pochettino. Vabbè, Nicola, 30 giugno 77. Vediamo come va tra Nicola e la ragazza, 30 giugno 77. Ok. Al momento si direbbe bene. Allora, abbiamo, per loro la matrice e l'amante, dunque, si sono piaciuti da subito.
qui comunque, vabbè, il sacerdote, denaro e lettera, dunque diciamo che all'inizio loro si sono piaciuti da subito, però non è partita subito, sono stati un po' freddi all'inizio, però la cosa è ingranata, hanno cominciato a scriversi, non so se c'entri l'ambito lavorativo o qualche progetto che avevano in comune, però attualmente lei continua a essere una, una persona che gli vuole bene, una ragazza fedele, leale, però qua c'è una, come dire, una brutta notizia legata all'ambito lavorativo. Mm, cioè, torna di nuovo l'ambito lavorativo, non so se loro collaborano o hanno a che fare per lavoro insieme, comunque diciamo che per loro però ci sono in ballo dei progetti per il futuro, solo che vedi c'è pensiero, allegria, allegrezza al cuore sarebbe Imeneo, dunque nel prossimo periodo comunque cominceranno a progettare delle cose, solo che io non lo so se lui non è proprio completamente affidabile o se ci saranno delle persone che cercheranno di creare ostacolo, ma nonostante tutto dovrebbero risolvere i loro problemi. L'esito anche è favorevole. Abbiamo qui, vedi, il belvedere, la riunione, dunque, cioè loro, per quello che vedo, nel prossimo periodo, tolto qualche difficoltà, che però è abbastanza normale nelle relazioni, l'esito è bellissimo, c'è anche una grande intesa dal punto di vista fisico. Mm. Ok, andiamo avanti. Devo rispondere a una ragazza che mi aveva scritto ieri, non sapendo che la diretta era venerdì, e ha una domanda un po' delicata, dunque penso che capirete se rispondo a questa ragazza, che si chiama, ora ti ritrovo, non ti preoccupare che non mi sfuggi, io quando do una parola è quella. Devo solo ritrovare il messaggio. Sara, eccola qua. Sara, ecco qui. 5 settembre 97. Il giorno 20 luglio imminente ci sarà un'udienza. Come andrà l'udienza? Allora, mi ricordo che, se non ricordo male, perché era un'udienza per i figli, qualcosa del genere. Comunque, vediamo come andrà l'udienza per Sara, 5 settembre 97. Allora, beh, il taglio mi piace. Allora, da cosa vedo, Sara? Va bene, saluto la regia, buonanotte Marietto e grazie. Ci sentiamo domani, 8:30, Marietto. No, scusami, 9 meno un quarto, va bene, scusate, chiusa parentesi. Buonanotte Marietto, grazie. Allora, 8:45 notte, ciao. Ok, chiusa parentesi di servizio, vediamo, vediamo piuttosto di rispondere a Sara. Allora, Sara, vecchia signora, ladro, conversazione, giovane fanciulla, gran signore. Dunque, diciamo che qualcuno è possibile che abbiano cercato di derubarti, tra virgolette, di stralci di conversazione. Sai, magari devi fare attenzione a quello che puoi aver detto, ok? E a chi. Ad ogni modo, nonostante le preoccupazioni
che immagino tu abbia e abbia avuto anche nel passato recente, comunque avrai dalla tua parte qualcuno a difenderti. So che secondo me o l'hai appena ricevuta o stai per ricevere una notizia che non ti farà tanto piacere, però le carte invitano a non preoccuparti, che probabilmente devi radunare un po' le forze che in questo momento ti stanno un po' mancando, devi fare un po' appello alla tua centratura interiore, probabilmente, sai, è un momento in cui devi tener duro, perché l'udienza secondo me comunque chiuderà bene, non sarà negativa, anche se sei preoccupata decisamente, e del resto non a torto, però vedi c'è fortuna e mercante, dunque ci sarà proprio la possibilità, una buona svolta dove troverete un compromesso, vedi poi c'è la carta della casa, la donna maritata e il domestico, dunque troverai una situazione favorevole per te, vedi che verrà tutelata sia la casa sia la tua famiglia e i figli, ok? Dunque tu come madre sarai riconosciuta e ci dovrà essere la collaborazione. L'esito: stanza, bambino, nemica, allegria. Ci sarà qualcuno che cercherà di dire cose false, va bene? Non lo so se l'udienza riguarda solo te o se vengono ascoltate anche altre persone, però vedi l'udienza con un tentativo, però guarda che andrà bene. Dunque, Sara, ti auguro un grande in bocca al lupo, eh? Vediamo un po' la prossima domanda, torno indietro perché per rispondere a Sara e a Cira, che mi era sparito questo messaggio, ho saltato delle altre. Ok, questa avevo risposto, Katia ho risposto, Angelica ho risposto, Chiara ho risposto, Tonia, eccoci qua. Buonasera Ilde, volevo sapere in generale come va il rientro a scuola. Luca, 23 marzo 2002. Ok. Vediamo il rientro a scuola per Luca. C'è qualche cambiamento, qualche piccola novità? Beh, diciamo che abbiamo una partenza eh, un po' un diesel, mi sa Luca, perché sì, probabilmente stiamo parlando di una scuola che comunque gli piace, ma che ci deve essere stata una qualche difficoltà forse a farsi apprezzare a un certo livello, cioè c'è stato qualche forma di incomprensione o probabilmente non so se un insegnante che non lo ha visto di buon occhio, ci ha messo un po' a inquadrarlo, però abbiamo poi comunque sì, qualcuno non l'ha ben inquadrato, forse ci sono state delle difficoltà, però c'è anche d'altro canto un insegnante che invece lo veglia in qualche modo e riesce a dargli qualche consiglio. Abbiamo comunque un inizio un po' con la malinconia, il pensiero all'estate passata, dunque ci vorrà un po' di buona volontà e di impegno per riuscire a carburare un po', però insomma, diciamo che farà un po' fatica, veramente qualche sforzo ci vuole, però poi intanto qualche piccolo risultato o comunque verrà sostenuto, incentivato, forse anche capito nella sua difficoltà. Allora, ascolta, non è che è proprio un inizio fantastico, dispiacere, bambino, prigione, dunque lui avrà anche difficoltà a esprimersi,
all'inizio. Non so se perché si tratta di una scuola nuova, dove viene messo alla prova, oppure se probabilmente lui ha perso un po' lo slancio verso quello che andrà a fare, o magari gli viene più difficile di quello che si aspettasse. Ad ogni modo, dopo qualche incaponimento e tirar giù qualche santo, ce la farà, insomma, comincerà a trasformarsi un po'. Deve solo non arrendersi, perché potrebbe anche magari, pensare di mollare tutto, perché deve tenere duro, insomma l'esito è ottimo poi. Vedi, dunque avrà veramente delle difficoltà iniziali, forse non si sentirà tanto capito o all'inizio penserà, dubiterà di essere nel posto giusto, ma guarda un po' poi, eh? Direi eccellente. E te l'ho detto, è un diesel. Mm? Bene, allora, detto questo, siamo arrivati alle 22:06. Va, rispondo ancora a una domanda. Avanti stasera, crepi l'avarizia. Allora, rispondo ancora a Luigina, poi invito tutti a tornare domani nel pomeriggio alle 15. 15, vabbè, sono le 3. Alle 3 pomeriggio sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque rispondo ancora a Luigina. Mi faccio avanti, si potrebbe vedere se riusciremo a partire a fine anno, io e Domenico, 22 novembre 54, 13 marzo 69. Vediamo se partire nel senso partire per un viaggio o partire come coppia? Me lo puoi scrivere per favore, Luigina? Non so se mi stai ascoltando. Vediamo. Viaggio in coppia. Ah, ok. Ok, allora vediamo un pochettino se ci sarà questo viaggio entro la fine dell'anno. Vediamo un pochino. Allora, io direi di sì, ed è un viaggio che programmate da quant'è? Da mesi? È tantissimo che ci pensate, forse non lo so, o è per un anniversario, comunque un motivo di festa per cui volete partire, c'è un qualcosa per voi è importante, rappresenta probabilmente una tappa, non lo so. C'è un senso grande che riponete in questo viaggio e comunque vi state anche dando da fare nel cercare di organizzare o anche solo di individuare la meta, di pianificare un pochino. Ecco, magari per la meta che avete pensato un pochino mancano le risorse e dunque probabilmente dovrete aggiustare il tiro, però guarda che è positivo, tra l'altro è un viaggio che vi rinsalda come coppia, secondo me torna anche a corteggiarti tuo marito. Dunque, per quanto mi riguarda, sì, ce la farete, magari vedi questa carta della malinconia, diciamo che magari non è proprio la meta, proprio la prima meta scelta, però insomma è positivo. Supererete. Sì, sì, secondo me lo fate questo viaggio. Bene, amici cari, io vi do la buonanotte, vi invito di nuovo
ad appuntamento di domani pomeriggio alle 15. Spero vi siate trovati bene, che questo periodo, questa serata passata con me vi sia stata lieve. Io vi ringrazio sempre tantissimo per la compagnia anche che mi fate e vi ricordo appunto l'appuntamento di domani e poi in settimana avremo altre 4 appuntamenti. Dunque buonanotte a tutti e a presto, a domani per chi ci sarà. E vi ricordo appunto che domani vi rispondiamo in 2 sul canale del Marietto, il Marietto col pendolino e io con le sibille. Dunque vi aspetto. Un abbraccio e buon proseguimento di serata a tutti.